Il primo caso in Italia di influenza aviaria, un virus che colpisce varie specie di uccelli ad alta patogenicità, il cui ceppo era stato tecnicamente denominato H5N8, era la metà di dicembre del 2014, a Porto Viro, nel Rodigino, dove 1200 tacchini morirono a seguito della terribile epidemia, che costrinse le autorità sanitarie a disporre l'abbattimento di tutti i 32.000 esemplari dell'allevamento polesano. Da allora la situazione di questo virus è stata attentamente monitorata, anche se tra gennaio ed aprile di questo 2017 ben 4 sono state le realtà venete interessate, con inevitabile conseguente strage di pollame, senza dimenticare la presenza del virus, che non è letale per l'uomo, in un cigno trovato morto in provincia di Gorizia, dunque in Friuli Venezia Giulia. Adesso, nel pieno della più torrida estate degli ultimi decenni, un nuovo focolaio, sempre del sierotipo H5, è stato rilevato in un allevamento di Ronco all'Adige, nella Bassa Veronese. Subito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha firmato l'ordinanza che impone numerose misure restrittive per evitare la diffusione della patologia. Il provvedimento definisce una vera e propria zona di protezione che contempla anche i comuni di Oppeano, Palù, Zevio, oltre ovviamente Ronco all'Adige, più un'ulteriore area di sorveglianza nella quale sono ben 21 le municipalità interessate. In totale una trentina le misure specifiche, un autentico vademecum in altre parole, che definiscono azioni e norme da rispettare per gli allevatori inclusi nella ampia area della provincia scaligera, sorvegliata speciale per l'influenza aviaria.